Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati soprattutto alla rubrica Sfogliando gli album. Questa è la seconda puntata, il secondo episodio. Siamo partiti la scorsa settimana con il primo album Panini della storia, stagione 61-62. Ne saltiamo uno, andiamo al 63-64 che ha due particolarità che adesso vi vado brevemente a raccontare. Intanto la prima la vedete già dalla copertina, perché è il primo che comprende anche la Serie B, quindi vedete Serie A, Serie B, mentre il primo era stato, ve l'ho già detto l'altra volta, andate a recuperare il video se state guardando questo senza aver visto l'altro. Era un po' una sorta di esperimento. La Panini provò a vedere se la raccolta delle figurine conservate in un album potesse attecchire sui bambini, sui giovani. Così fu. Andò avanti con il secondo album ancora senza Serie B e questo comprendeva anche la Serie B. Poi c'è un'altra particolarità, anzi anche altre due, una ve la dico subito, in appendice, quindi alla fine la Coppa dei Campioni, quindi iniziano a esserci anche le coppe. Ve lo faccio vedere subito l'ultima parte con le coppe. Ecco qui la Coppa dei Campioni, l'Albo d'Oro, ovviamente molto scarno, è cominciato da poco. Le coppe, qui ci sono le squadre, il Benfica, il Milan, il Real Madrid, così i bambini potevano vedere anche, bambini, ragazzi, insomma chiunque facesse l'album poteva vedere anche che cosa ci fosse al di là dell'Italia. Non erano ovviamente molte le partite che venivano irradiate all'epoca in televisione, soprattutto quelle senza squadre italiane. Dunque, qui non c'è ancora il calendario delle partite di Serie A, ci sono soltanto nella prima pagina le squadre partecipanti, divisione nazionale Serie A, come si parlava un tempo, un po' aulico, anche il linguaggio, la scrittura. Qui ci sono le squadre della Serie A che vedete elencate, e poi un po' come nell'album che vi ho mostrato l'altra volta, è un po' più ordinato, diciamo che resta molto essenziale rispetto a quelli successivi, a quelli dell'era moderna, però inizia a esserci una conformazione un po' più definita. Vedete la squadra con lo scudetto, con la foto della squadra schierata, con i dettagli, diciamo, per sommi capi del club. Quindi abbiamo la sede, piazza Vittorio Veneto 2, stadio comunale, capienza 35.000 spettatori, i colori, il presidente, l'allenatore, addirittura il capitano, che è Pietro Gardoni, miglior piazzamento in Serie A. E vedete un po' tutte le nozioni che riguardano l'Atalanta. Ci sono i giocatori titolari e poi qui altri titolari sono i tre giocatori che solitamente andavano in panchina. E qui c'è la particolarità della famosissima figurina del portiere Pizzaballa, Luigi Pizzaballa, portiere dell'Atalanta, perché c'è questa famosa leggenda, eccola qui la figurina di Pizzaballa, una leggenda che dice che la figurina di Pizzaballa fosse rarissima, che quasi nessuno riusciva a possederla, quasi nessuno riusciva a trovarla nei pacchetti, e c'era questo mito, questa leggenda, che quando il fotografo era andato nel centro di allenamento dell'Atalanta per fare le foto a ciascun giocatore, Pizzaballa era assente e quindi aveva fatto la foto soltanto successivamente, e quindi fin quando non aveva fatto la foto non era messa in commercio la figurina. In realtà io non so se sia vera questa storia, ma io credo che le figurine rare siano sempre esistite, molto probabilmente perché alcune sono sempre state stampate in meno copie per evitare che tutti finissero l'album in fretta. Io addirittura sapevo quando ero bambino che alcune figurine erano effettivamente rare, io non riuscivo a trovarle. Dopo un po' di tempo che facevo l'album trovavo tanti doppioni e non riuscivo a capire come non riuscissi mai a trovare la figurina X, e quando mi capitava di parlare con altri bambini di altre città, magari andavo in vacanza e loro dicevano no, quella l'ho trovata subito, in realtà non ho trovato Tizio. E io magari di quella figurina che a loro era mancata per tanto tempo avevo 6-7 doppioni. Probabilmente ho sempre pensato che alcune figurine venissero distribuite
di più in determinate zone, in determinate città e meno in altre. Ovviamente tutti fanno il proprio mestiere, tutti fanno un po' anche i propri interessi. Non c'è interesse della Panini che tutti i bambini finiscano l'album dopo un mese che l'hanno comprato, non c'è interesse neanche per i bambini stessi, perderebbero il gusto anche di vedere quando possono trovare le figurine mancanti, e non c'è gusto magari neanche per i genitori, che è vero che spendono soldi per i pacchetti delle figurine, però magari i figli sono ben impegnati a scartare i pacchetti. Se finissero l'album in un mese dovrebbero trovarsi anche altro da fare. Io credo che sia anche normale scambiarsi doppioni, ecco, non ci sarebbe lo scambio dei doppioni se tutti trovassero tutti i calciatori in ogni pacchetto diverso. Però la storia di Pizzaballa era un po' particolare. Qui noi possiamo andare anche avanti a vedere velocemente qualche altra squadra. Qui c'è il Bari, che mi sembra l'altra volta non ci fosse. Vi faccio vedere qualche altra squadra. C'è il Bologna, che abbiamo visto l'altra volta. Vediamo qualche squadra che l'altra volta non c'era. C'è il Catania, che non capisco che maglia abbia. Catania rosso-azzurro, qui ha una maglia che sembra la Roma, quasi sembra la regina. Strana questa maglia del Catania. C'è la Fiorentina, classico viola. Addirittura c'è Rino Marchesi nella Fiorentina, che ricorderete come allenatore. Io me lo ricordo come allenatore del Lecce, però allenatore anche della Juventus, del Como. Sicuramente salto qualche giocatore famoso. Ecco il Genoa con Gigi Meroni addirittura nelle riserve. Qui c'è l'Inter, famosissima, nella formazione dell'Inter che tutti conoscevano a memoria. Qui c'è la Juventus con Stacchini, ecco Gino Stacchini, che era l'allenatore del Padova insieme a Sandriani. Io ovviamente tanti giocatori degli anni 60 non li conosco, ma magari li ho conosciuti da allenatori. Stacchini era il secondo allenatore che aveva il patentino, che non aveva ancora Sandriani. C'è Omar Sivori, ovviamente. Qui c'è Lanerossi Vicenza, c'è la Lazio, faccio vedere la Lazio. Anche qui c'è Bruno Mazzia, che allenava la Cremonese quando io ero bambino. Anche Massimo Giacomini. C'è il Mantova, ve lo faccio vedere, squadra storica degli anni 60, il piccolo Brasile. Adesso c'è addirittura il Messina, se non sbaglio nel Messina c'era Fascetti, eccolo qua, Eugenio Fascetti. Qui trovo tutti i vecchi allenatori, ormai purtroppo sono vecchi anche come allenatori, qualcuno purtroppo non c'è più. Adesso andiamo avanti velocemente perché vi faccio vedere la Serie B, la prima Serie B sugli album. Eccola qui, a parte che qui c'è prospetto generale dei piazzamenti ottenuti da tutte le squadre che hanno partecipato alla Serie A. Questo ovviamente si poteva fare nel 64 perché c'erano ancora pochi campionati da far vedere. Oggi un grafico del genere ci vorrebbe un album solo per fare il grafico. Qui c'è la Serie B con tutte le squadre partecipanti al campionato di Serie B. Ci sono le promosse. Era un po' più facile fare ovviamente la storia. Vedete che l'album era ancora piuttosto essenziale, però iniziava già ad avere un prospetto. In 2 pagine ci sono 4 squadre. Questo è un po' differente rispetto a quello che succederà poi successivamente nell'era un po' più moderna, quando ci sarà una squadra per pagina. Vedete qui, queste sono le prime, e ho notato, vi faccio vedere, che in questa edizione della Serie B, a parte che c'è il Napoli in questa edizione della Serie B, da qui poi il Napoli tornerà in Serie B dopo la stagione 97-98, e qui c'è pure il Parma, c'è il Prato, che io qualche settimana fa vi ho parlato del Prato, che fine ha fatto il Prato nell'altra rubrica che
che esce il lunedì, andatevi a rivedere il Prato, che fine ha fatto il Prato, perché qui non ce l'avevo ancora l'album, che sono andato a rimediare poi successivamente, altrimenti ve l'avrei fatto vedere, però ve lo porto qui, così se vi andate a vedere il video del Prato unite le due storie. Eccolo qui, il Prato in Serie B, stagione 63-64. Insomma, qui ci sono le altre squadre, il Monza, denominato Simmental Monza, eccolo qua, abbreviato. E questa è un po' la Serie B. Abbiamo Udinese, Venezia, Varese, Verona e poi la Coppa dei Campioni che vi ho fatto vedere prima. Qui anche le modalità per i regali, le modalità per la richiesta di figurine mancanti nell'ultima pagina. Questi sono i regali che si potevano ottenere, magnifici regali per tutti. Le figurine, quando dicono figurine valide, c'era proprio nel retro della figurina valida o non valida. Quelle valide davano la possibilità di vincere. Con 750 figurine valide si otteneva la maglia del calciatore, con 1500 figurine valide addirittura il corredo da calciatore, maglia, calzoncini e calzettoni, tra parentesi specificare colori e taglia. Beh, giustamente, ecco qua, tutti i regali. Queste cose sono rimaste poi anche in era più moderna. Anch'io avevo queste cose, si doveva mandare il tagliandino, si attaccava una sorta di bollino sulle pagine dell'album e si mandava poi tramite posta. E questo era anche c'era anche nelle mie epoche, poi lo vedremo anche successivamente. Dunque abbiamo parlato del primo album, questo è il terzo con l'introduzione della serie B. Vedremo la prossima settimana quale epoca analizzeremo. Diciamo che ne faccio vedere un paio di ogni epoca, poi dagli anni 80 magari le farò vedere tutte, anche perché lì poi ogni anno c'era un'evoluzione diversa. Poi sono anche quelli che ho fatto io, quindi vi posso dire anche in prima persona quali erano effettivamente i cambiamenti e le modifiche, le chicche per ogni album. Spero che vi piaccia questa rubrica. Suggeritemi se volete vedere magari un album nello specifico, ve lo porto. Vi ripeto, diciamo dalla fine degli anni 80 ve li porto tutti. Se ne volete vedere qualcuno nello specifico prima, io ve lo rimedio in qualche modo e ne parliamo e lo analizziamo. Questa rubrica torna la settimana prossima, io mi diverto a farla. Ditemi nei commenti se vi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, tanto è sempre gratis, lasciate like, commenti e ci vediamo domani. Ciao a tutti.